Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 20 dicembre. Un Natale da dimenticare? No, un Natale che deve far riflettere. Così ci ha risposto chi è nel commercio da decenni e che ha potuto ascoltare i suoi colleghi di Chioggia, Sottomarina e di tutto il territorio. La crisi è tangibile, pochi sono i punti vendita che stanno vivendo un Natale in linea con gli anni scorsi. Tutti, quasi senza esclusione, stanno vedendo un calo delle vendite e un calo dello scontrino medio. D'altronde la realtà è sotto gli occhi di tutti, i negozi sono in sofferenza, i clienti che si fermano nel territorio non sono molti e spesso spendono poco. La gente gira, non siamo molto distanti da Venezia o da Padova, attrattive sempre, ma ancor di più nel periodo natalizio, e girando la gente dove va finisce con l'acquistare. I mercatini di Natale, lo abbiamo visto e sentito da più parti, quest'anno la stanno facendo da padrone. Certo, il mercatino di Natale c'è anche a Chioggia, ma non sembra avere lo stesso fascino di quello dello scorso anno. Le casette di legno che davano il sentore del Natale hanno lasciato il posto ad anonimi gazebo che non sono molto rappresentativi per questa festività e che forse, affiancati alle casette di legno, avrebbero avuto maggiore appetibilità anche per i prodotti che vi venivano smerciati. Non sono solo i gazebo, ma tutto sembra essere sottotono. Non è una cosa che riguarda solo la nostra città, è una situazione comune, ma ciò non è consolante per un settore che punta molto sul Natale. Certo, l'amministrazione fa ciò che può con i fondi che ha e dovrebbe essere di maggior peso la quota parte della tassa di soggiorno e in queste occasioni in cui un eventuale rientro economico si riflette in primis nel settore del commercio, servirebbe che anche i privati si impegnassero, ma nei tempi congrui. Programmare eventi non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani senza coordinamento, il rischio è buttare via denaro, ma è una cosa da fare nelle giuste tempistiche con l'investimento anche da parte dei commercianti che oltre a idee dovrebbero portare pecunia. La categoria deve in parte autofinanziarsi proponendo idee concrete, ma d'altra parte l'amministrazione deve mettere nel piatto le proprie possibilità e fare le proprie controproposte. Solo da un confronto attivo possono uscire idee fattibili in copartecipazione. Le associazioni del settore che possono essere interessate possono fare fronte comune, ben sapendo che non tutti i soci concorderanno nelle proposte o nell'investimento. Non potranno mai essere fatti eventi davanti alla porta di ogni attività e magari le iniziative funzioneranno più per una che per un'altra, ma non dovrebbero essere ragionamenti da fare se si vuole dare maggior visibilità alla città in modo diffuso, tale da toccare un po' tutti. Il Natale è ormai da archiviare, ma a questa segue un'altra stagione di eventi a cui bisogna già cominciare a lavorare. Buone feste da Massimiliano. Auguri di buone feste da Alberto. Auguri di buone feste da Elisa. Ciao, sono Michael, auguri e buone feste. Auguri di buone feste da Fabia. Auguri di buone feste da Francesco. Buone feste da Alessandro. Auguri di buone feste da Giulia. Auguri di buona festa Alessandro. Buone feste da Doris. Buone feste da Mauro. Buone feste da Massimiliano. Ma chi me l'ha fatto fare? Chiara? Ciao, auguri di buone feste! Secondo la ricostruzione sembra che Vanessa Bellan e il marito conoscessero l'uomo che l'ha uccisa. È stata lei stessa ad aprirgli la porta di casa venendo subito aggredita e ammazzata. È successo a Riese Pio X in un quartiere residenziale. L'avrebbe trovata il marito e tornando a casa verso l'ora di pranzo riversa a terra provando a rianimarla. Sembra siano state 10 le coltellate inferte sul suo corpo. Vanessa era incinta del secondo figlio da qualche mese e le coltellate hanno ucciso entrambi.
Sul suo volto i segni di un pestaggio e ferite da taglio e quindi di difesa sulle sue mani. Il presunto omicida è ora ricercato. Nei suoi confronti Vanessa sembra abbia presentato una denuncia un paio di mesi fa. Un omicidio o femminicidio che rimbomba quando ancora non si è spento l'eco di quello che ha visto come vittima Giulia Cecchettin. Sconcerto anche da parte delle istituzioni, anche per Vanessa. Un'escalation di femminicidi che mostrano devianze e disagi che devono essere individuati precocemente. L'assessore regionale all'istruzione proporrà una conferenza a cui saranno invitati sindaci e assessori al sociale veneti per creare punti di ascolto e di sostegno a livello territoriale. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rabbrividisce e si indegna di fronte a questo duplice omicidio per il quale verrà indetto il lutto regionale e dice: ogni femminicidio non è più questione limitata ad una singola famiglia, ma coinvolge ed è uno sfregio per tutta la nostra comunità. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. A Natale poi non possono mancare i gustosi panettoni e i pandori artigianali e l'eccezionale tronchetto. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Il consigliere Stecco del Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per l'andamento della maggioranza in seguito a recenti episodi di assenteismo degli esponenti della stessa nelle commissioni importanti e delicate, incentrate sui temi di discussione fondamentali per la città. Sottolinea infatti il proprio disappunto riguardo la mancanza di presenza e di impegno della maggioranza in questioni cruciali come il bilancio, l'aumento della tassa di soggiorno e il futuro del mercato orticolo di Brondolo e ipotizza che la crisi tra il sindaco Armelau e Fratelli d'Italia, nello specifico tra Mauro Armelau e Matteo Penzo, possa essere più grave di quanto appaia, portando a un'assenza totale e al possibile abbandono della gestione politica. Stecco critica la situazione di stallo e l'inefficacia dell'amministrazione nel risolvere i problemi, sottolineando il disappunto per la mancanza di rispetto delle promesse elettorali fatte al momento dell'elezione del sindaco e invita lo stesso a dimettersi, sottolineando l'incapacità di governare a causa delle dispute politiche interne che impediscono il progresso della città. Esprime speranza che durante il prossimo Consiglio si possa trovare una soluzione riguardo al nuovo bilancio. Store 23 Intimo e Corredo in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola settose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa, vesti il tuo ambiente con stile, scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo pensa ai tuoi regali di Natale. A suo tempo, quando venne presentato il progetto per il complesso che sarebbe stato costruito nell'area Boschetto, il committente sollecitò il tecnico per una possibile apertura almeno del supermercato entro Natale. A Natale siamo arrivati, mancano pochi giorni e si può dire che sembra che l'impresa stia lavorando giorno e notte per rispettare i tempi ipotizzati. Il responsabile dei lavori aveva rivelato con l'espressione del volto che sarebbe stato molto difficile arrivare al traguardo richiesto, ma sembra sia stato fatto il possibile, inclusa l'assunzione del personale, chioggiotto come promesso, che al momento sembra sia stato collocato presso altre strutture, anche per imparare il mestiere, oltre che per rispettare il collocamento. Si presume l'apertura del supermercato il prossimo febbraio, supermercato che ora vede già illuminazione, scaffalature e altro. Intanto sta andando avanti la costruzione della restante parte dell'edificio, quello residenziale. Si spera che gli inquilini che andranno qui ad abitare non abbiano come panorama l'ex Cichito, che ci auspichiamo venga definitivamente raso al suolo il prima possibile, lasciando il posto a qualsiasi altra cosa che non sia degrado. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale chi ama sceglie Naima.
Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia. Finanziamenti per oltre 12 milioni di euro sono stati assegnati a 5 progetti nell'ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Croazia 2021-27, gestito dal Veneto. Questi progetti si concentrano sulla collaborazione tra porti italiani e croati, mirando a migliorare il trasporto marittimo sostenibile e ridurre gli impatti ambientali legati al turismo nell'Adriatico. Il progetto principale, denominato DigiPorts, coordinato dall'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale, prevede l'impiego dei gemelli digitali. Questi saranno utilizzati per ottimizzare le operazioni portuali in diverse località, tra cui Venezia, Chioggia, Ravenna, Trieste e alcuni porti della Croazia. L'obiettivo è l'efficientamento dei processi di gestione delle operazioni portuali attraverso l'elaborazione di grandi quantità di dati, simulazioni, intelligenza artificiale e machine learning. Altri progetti finanziati includono MilePort, che mira a migliorare l'accessibilità dei porti attraverso strumenti digitali condivisi e l'ottimizzazione dei flussi di trasporto, e Cresport, per garantire la sicurezza informatica nei porti dell'area. Altri progetti sono Cross Connect, per sviluppare un sistema integrato di gestione del flusso passeggeri e bagagli, e Adria Routes, che promuove la sostenibilità del turismo marittimo. L'investimento della Regione Veneto in questi progetti si attesta a circa 1.700.000 euro, offerti come finanziamento a fondo perduto, a sostegno di questi importanti sviluppi nel campo della cooperazione transfrontaliera e della sostenibilità del settore marittimo. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 20 dicembre, è la Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali WhatsApp e Telegram Azzurra Network News, e ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa, e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza, per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.